al di là insomma di tutto l'importante era fare il risultato e ci siete riusciti. Sì, abbiamo fatto il risultato, è quello che ci serviva. Siamo tornati a vincere in casa, che questa è una bella cosa. E no, niente, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto il primo tempo, anche il secondo tempo comunque l'avevamo gestita come andava gestita, comunque una squadra costruita per vincere, quindi dai, abbiamo fatto bene. Sì, avete fatto bene, io ho detto in telecronaca, partita giocata a viso aperto nel primo tempo perché nessuna delle due si è tirata indietro, botta e risposta, è stata una bella partita. Poi il secondo lo confermava anche dell'Andrea, il gol li ha un po' destabilizzati, li ha colpiti. Sì, abbiamo fatto una buona partita, una partita di calcio. Io anche a fine primo tempo gli ho detto ai miei ragazzi che sono forti perché stavamo facendo una partita di calcio, finalmente sto vedendo una squadra di calcio nell'ultimo mese, anche se i risultati magari a volte vengono, a volte no, però se questa è la strada che abbiamo percorso e andiamo avanti così, sono sicuro che ci troveremo soddisfazioni enormi. Bene anche l'inserimento di Canato lì davanti perché oggi ha lottato veramente, è il suo gioco. Spizza di testa, tiene palla lì, fa giocare destra e sinistra, bene, direi che è un buon inserimento. Sì, benissimo Canato, ma benissimo tutti, quindi Can è un ottimo giocatore per la categoria, ci sta dando una grossa mano, un bravissimo ragazzo, però bravi tutti oggi. Bravi. Ma l'Erba deve stare attenta alle due ammonizioni ormai. 3-3. Ah, siamo tre? Le ultime 3-3. E quindi? Domenica prossima sarà la quarta, no dai, speriamo di no, va bene. Vabbè, mi piace vederti sorridere, bene, buon Natale, buone feste, grazie a voi.